Sta per avere inizio l'incontro fra Roma Internazionale e Ragna della Pab. Andranno alla battuta i giocatori della Roma Internazionale in maglia nera. Vediamo se terminano subito il tiro con... Invece no, alla fine tentano, trovano un passaggio all'indietro. Roma Internazionale con il giro palla difensivo, con Palmisano che allarga sul terzino sinistro. Ora Obarugui all'indietro, adesso per Stefan cerca di inventarsi qualcosa, alla fine decide di portare il pallone, lo allarga per il numero 16 Zdanovic. La palla viene messa in campo dal capitano Belotti, cerca la sponda dell'attaccante, la palla viene intercettata dalla Roma Internazionale, forse con un fallo, primo fallo a favore della Ragna della Pab dopo un minuto di gioco, subito dal numero 11 Di Croce. Nuovamente Belotti, tentare forse il lancio lungo, alla fine tenta la sponda dell'attaccante per il numero 11, la sponda di Cuda per Di Croce, la palla si perde sul fondo, ora subisce un fallo in zona difensiva la Roma Internazionale, che riparte con Palmisano che allarga per Zdanovic, nuovamente Palmisano, entra in lancio lungo per Obargui che tenta la sponda, la palla viene recuperata dalla Ragnatela Pab, che ora lancia lunga per Melchiorre che addomestica il pallone, può puntare Palmisano, aspetta la sovrapposizione, la palla messa in mezzo, la difesa della Ragnatela Pab, della Roma Internazionale è attenta, ma nuovamente Ragnatela Pab in zona offensiva col possesso palla, ora per Belotti, la palla intrecciata da Stefan che tenta il passaggio per il numero 10 a tu per tu col portiere. Il portiere esce bene e mette in rimessa laterale, azione di Ngandau. Nuovamente Melchiorre a intercettare il pallone, la sponda che non riesce, Stefan sul sinistro, alla fine allarga per il terzino sinistro che ragiona un po', alla fine Fiammenghi allarga per Obargui che si perde in un dribbling, viene fermato bene da Melchiorre, adesso nuovamente con il numero 11 Di Croce, la Ragna della Pab a cercare una fazione offensiva, nuovamente Melchiorre apre benissimo per il capitano Belotti che stoppa il tiro di destro, la palla si perde sulla destra della porta difesa da Denisov, ora riparte da Fiammenghi per Palmisano, sente il lancio lungo e la sponda del numero 10 Ngandau che ha perso una lotta e mezza a due fra il numero 2, recupera il pallone Obargui, ora per Stefan, viene prestato da Melchiorre, il duello fra numeri 7, la palla viene recuperata dal numero 8 Del Sole, forse subisce fallo, non è dello stesso avviso l'arbitro, ora Palmisano per Fiammenghi, nuovamente Palmisano a impostare, Palmisano tenta il tiro o il cross, alla fine la palla viene gestita benissimo dal portiere De Paulis, nuovamente Belotti per De Paulis, invio lungo a cercare Melchiorre, la palla viene fermata da Fiammenghi che la allarga, grandissimo stop di Obargui che poi perde palla in modo grossolano, ora Fatone a impostare l'azione offensiva, viene pressato dal numero 10 della Roma Internazionale, subisce fallo il Ragno della Pab da buona zona, una buona mattonella. Sulla battuta Belotti e Di Croce, entrambi possono andare con il destro, vedremo se cercheranno uno schema o una battuta diretta a rete. L'arbitro dispone la barriera, in mezzo Melchiorre va Di Croce con il destro che si perde alla sinistra della porta difesa da Denisov. La Roma Internazionale ripartirà da una rimessa dal fondo,
Denisov la mette per Fiammenghi, ora per Palmisano. Nuovamente Fiammenghi, ora Palmisano pressato da Di Croce. Palla finisce al portiere Denisov. Non riescono a uscire dalla propria area. Ora lo fanno con il numero 6. Ciauncei. Il lancio lungo cercato da Fiammenghi viene spazzato da Sculco. Azione con l'imbucata per Di Croce da parte del numero 10 Di Geronimo. Di Croce non riesce a trovare il pallone. Una buona imbucata, un buon movimento, è stato servito. Melchiorre cerca l'intercetto. Denisov spazza per il numero 23 Obargui. Se la palla viene gestita, viene fischiato un fallo ai danni di Fatone. Ora Belotti per Di Croce, tenta di superare Zdanovic. Ora Fatone per il numero 10 Di Geronimo che tenta il sinistro, che poteva essere pericoloso perché Melchiorre era nei pressi dell'area di rigore ma non arriva sul pallone. Nuovamente Zdanovic cerca il lancio lungo a cercare il numero 10 o il numero 23, la palla si perde in mezzo con Cuda che gestisce. Obargui cerca di strappare il possesso, alla fine deve intervenire De Paulis che la scarica per Belotti che con una palla un po' difficile alla fine liberano bene l'aria ma concedono una rimessa laterale in zona offensiva per la Roma Internazionale. Controfallo, per una buona occasione quella Roma Internazionale con Belotti adesso che cerca Melchiorre che addomestica semi bene. La palla per il numero 10 Ngandau che ottiene una rimessa tale in zona ottima. Palla per Stefan, forse può girarsi, lo fa, tenta il tiro doppia deviazione, la palla alla fine viene gestita da De Paulis senza nessun problema. Una doppia deviazione che poteva diventare velenosa. Il lancio lungo a cercare Melchiorri, Palmisano per un attimo, poi nuovamente Melchiorri per Fatone, nuovamente Palmisano a intercettare il passaggio. Palmisano aspetta la sovrapposizione del numero 6 Ciauncei. De Paulis a rinvio lungo di mani per Di Croce. Di Croce tenta il tiro, la parata di Denisov, un ottimo tiro di Di Croce. Melchiorre sulla battuta del calcio d'angolo, la palla è lunga, Di Geronimo non ci può arrivare. La palla viene addomesticata in qualche modo da Ngandau. Adesso Obargui che subisce un brutto fallo da dietro da Di Geronimo che viene anche ammonito. Brutto fallo da dietro, sembra essersi fatto più male Di Geronimo, ma il fallo è suo. Il gioco ripartirà da una punizione nei pressi della metà campo che verrà battuta da Palmisano o da Fiammenghi per la Roma Internazionale, con la dolorante Di Geronimo che è costretto a uscire forse. Di Geronimo è costretto un attimo a uscire, che è dolorante dopo aver fatto fallo. La palla messa in mezzo da Palmisano che sfila Denisov, no, De Paulis con l'aiuto del difensore Belotti mette in calcio d'angolo sulla battuta Obargui.
sulla battuta Obargui del calcio d'angolo, il secondo a favore della Roma Internazionale. Palla messa in mezzo che sfila, De Paulis addomestica, la mette subito per Del Sole, fa un tunnel su Stefan, di croce per Melchiorre che chiama l'1-2, Melchiorre fa un gran tiro che si perde di poco al lato della porta difesa da Denisov, parziale ancora sullo 0-0 quando è scoccato il 10° minuto, non grandi occasioni da gol, parte un tiro di croce ben parato da Denisov. La palla scorre con il numero 2 Skulko che viene pressata da Ngandau. La palla si perde sul fondo ma è rimessa laterale che viene effettuata adesso da De Paulis per Kuda. Kuda cerca Melchiorre che addomestica benissimo il pallone, viene rimontato da Fiammenghi. Ora Palmisano cerca di far salire la squadra, alla fine fa un passaggio un po' rischioso per il numero 6 Ciauncei. Ora Del Sole per il suo capitano Belotti nuovamente per Fatone che non riesce a controllare, Ciauncei ruba palla, Stefan e Ngandau sul pallone si ostacolano un po' a vicenda, alla fine Ngandau tira, sta la buona difesa da Skulko. Zdanovic per Fiammenghi, ancora Obargui sulla sinistra, a doppio passo, la vuole mettere in mezzo, difende bene Skulko. Ora Del Sole cerca di spazzare nuovamente per Fiammenghi, fa un po' di confusione con Stefan che cerca di ristabilire l'equilibrio, lancio lungo per Ciauncei, Belotti difende benissimo, di croce concede un nuovo possesso offensivo per non dare la rimessa, poi Obargui tenta il tiro ma si perde senza neanche un calcio d'angolo al lato della porta difesa da De Paulis. Belotti per Di Croce che se ne va bene su Ciauncei, però poi se la allunga non ottiene neanche il calcio d'angolo, sarà una rimessa dal fondo battuta da Denisov per Fiammenghi. Ora per Palmisano che lancio lungo a cercare Ciauncei. Ora Del Sole stoppa, tenta il sombrero su Obargui. Ora Kuda, velocissimo Kuda, tenta addirittura il sinistro, Denisov di piedi. Ora Stefan, brutto stop di Fiammenghi che concede la palla in zona offensiva a Melchiorre. Ovviamente Fiammenghi per Obargui, 1-2 con Fiammenghi. Ora Ciauncei che cerca Obargui in velocità, alla fine ci arriva Ngandau. Skulko difende bene, la palla nuovamente a Obargui, apre benissimo per Zdanovic che tenta il lancio che si perde però nei limiti di altezza del campo del Trullo. Del Sole alla battuta per Melchiorre. Ora Fatone che inciampa su se stesso, c'è un per tentare il tiro, lo fa De Paulis facendosi anche un po' male, la mette in calcio d'angolo. Mazzolante De Paulis, la battuta Stefan, in aria Obargui, Zdanovic, Ciauncei, Ngandau, Skulko, rilancia su Obargui, la palla finisce in rete, un gol fortunato per il numero 23 Obargui che segna di rilancio. (1-0) 1-0 per la Roma Internazionale su sviluppo di azione da calcio d'angolo con Skulko che rilancia su Obargui. Ora Melchiorre per Del Sole che si è spostato all'indietro. Ora Kuda per Fatone che non trova il pallone, nuovamente per Ciauncei dribbla Fatone, Ciauncei di sinistro, tenta il tiro, stavolta bene De Paulis.
uscito l'autore del gol, è entrato Saiku. Stefan tenta la rimessa lunga proprio per Saiku. Alla fine la palla arriva a Ngandau che tenta il destro, che si perde alto e laterale. De Paulis per Del Sole. Del Sole che tenta il lancio lungo per Di Croce che stoppa di petto. La palla viene spazzata da Palmisano. Ora Ciauncei, la sponda. Sculco che si deve far perdonare per il gol. Una sorta di autogol con l'aiuto di Obargui. Del Sole difende. In qualche modo stava dietro Ngandau. Ora Kuda. Kuda che va via bene a 2 attaccanti avversari. La palla forse è uscita. La palla è uscita, rimessa laterale a favore della Roma Internazionale che riparte da Palmisano. Palmisano per Ciauncei. Ciauncei. Ora Stefan per Ngandau. Ngandau contro Del Sole. Si porta la palla in out. Ora Kuda. Nuovamente rimessa laterale da parte della Ragnatela Pub, che ricordiamo si trova sotto per 1-0. Ora Melchiorre tenta un buon colpo di testa direttamente da rimessa laterale. La palla viene addomesticata bene dal portiere Denisov. Ora Melchiorre cercato da Di Croce. Melchiorre un po' fortunato, alla fine passa, la mette in mezzo, Denisov la chiama e lancia a lungo per Saiku. Sculco in qualche modo per Fatone. Fatone nuovamente per Sculco a gestire il pallone in zona difensiva. Sente il lancio lunghissimo dove cerca di arrivare Melchiorre, ma la palla si perdeva lunga. Viene presa da Denisov, ma difficilmente sarebbe arrivato Melchiorre. Ora Palmisano per Saiku che stoppa benissimo di petto. Sta contro 2 avversari, chiama il fallo. L'arbitro non è dello stesso avviso. Ora il capitano la Ragnatela Pub sbaglia il passaggio. Palla per Ngandau che è spostato sulla sinistra. Dopo l'entrata di Saiku viene chiamato un time out dalla Ragnatela Pub. Riparte la partita dopo il time out. Ricordiamo il punteggio su 1-0. Ora Melchiorre. La palla viene recuperata da Obargui che era entrato al posto di Ngandau. Hanno fatto staffetta, direi di attacco. Fatone per Melchiorre. Kuda. Obargui rimette rimessa laterale. Melchiorre non trova il pallone. Stava la sponda. Sculco in rimessa laterale. Stefan cerca il cambio di gioco, la palla finisce sul braccio, viene pescato fallo precedente da parte di Ciauncei. De Paulis per Melchiorre, ma interviene Palmisano. Ora Kuda. Fatone. Stefan, un passaggio rischioso all'indietro, rimedia tutto Palmisano che si porta anche in avanti e chiama il passaggio lungo. Viene anche ascoltato e tenta anche il colpo di testa che viene gestito benissimo da De Paulis, non era neanche difficile. Kuda. Fatone. Belotti cerca la sponda. Di Croce cerca anche un fallo. Melchiorre. Belotti che cerca una sorta di tiro cross. Nessun problema per Denisov. Stop sbagliato da Zdanovic. Denisov per Ngandau. Bargui, scusate. Cercava 1-2 con Saiku.
Ora di croce, la palla a scavalcare, a cercare Melchiorre che gestisce, cerca i compagni con Fatone che tenta il tiro, non pericoloso. Zdanovic, Stefan che si libera bene della pressione di Fatone. Velocissimo Stefan, allarga per Kaunkei, che si libera bene del capitano Belotti. Può tentare la conclusione che però risulta molto debole, soprattutto stoppata da Sculco. Palmisano 1-2 con Kaunkei, trova però Stefan, il quale non trova nessuno. Pensi una rimessa dal fondo, dalla laterale in zona difensiva, verrà battuta da Belotti. Sempre la sponda di Melchiorre. Belotti a cercare nuovamente Melchiorre. Sono arrivati a pacchi di palloni del genere. E Belotti che ora allarga bene per Cuda, che ha anche un buono stop. Cerca lo scarico, la palla finisce alta. Stiamo ancora attendendo il pallone che tarda ad arrivare. Buono cazzo tiri, fra. Buono. Tira. Quando mancano 2 minuti alla fine del primo tempo, vediamo Denisov a cercare la sponda di Stefan. Trova Kaunkei che tenta il sinistro, che sembrava anche pericoloso, la palla esce di poco. De Paulis forse non ci sarebbe arrivato. L'arbitro forse assegna un calcio d'angolo per una deviazione che non si era vista. No, da qui non si era vista. Ho visto un calcio d'angolo. Il terzo in questa prima metà di gara. La Roma Internazionale, ricordiamo, punteggio su 1-0. La partita per Fiammenghi che tenta il tiro e viene murato da Belotti. Obargui, stop e tiro. La palla finisce alta prima ancora di scheggiare la traversa. De Paulis per Del Sole. Cerca nuovamente la sponda di Melchiorre che questa volta lascia passare per Di Croce che ha un buon tiro che finisce di poco alto sulla porta difesa da Denisov. Buona occasione per tentare di riagganciare gli avversari invece di uno pari. Zdanovic a cercare Saiku. La palla finisce per Obargui che cerca la sovrapposizione di Fiammenghi, il quale però non può arrivare perché la palla era troppo lunga. Il Sole, la sponda di petto eseguita da Fatone. Cuda, questo passaggio rischioso sul quale infatti arriva Chauncey che può chiudere il primo tempo sul 2-0. Chauncey, gran gol, ha spiazzato il portiere su passaggio sbagliato da retroguardia della Ragnatela Pub. Riparte sul punteggio parziale di 2-0, si scontano Del Sole e Melchiorre. Al tiro alla fine arriva Fatone, sul quale si chiude il primo tempo sul parziale di 2-0. Ricordiamo parziale sul 2-0 per la Roma Internazionale. Ricordiamo il parziale sul 2-0 per la Roma Internazionale con i gol di Obargui e di Chauncey. Iniziare la palla partita con Marinucci per Cuda. La sovrapposizione di Marinucci che non viene però servita. Ora Stefan. Fatone copre bene. Adesso la pressione di Obargui non fallosa secondo l'arbitro. Obargui scarica per Stefan. Stefan tenta il dribbling,
ed ottiene un fallo da ottima posizione per cercare la battuta a rete. Sulla battuta il numero 23 Obargui e il numero 19 Palmisano, un po' defilato il numero 10 Ngandau. Ricordiamo parziale sul 2-0 per la Roma Internazionale. Sembra defilarsi forse un po' Obargui. Palmisano di sinistro, alla fine parte Obargui, tenta il tiro che viene murato. Sulla palla Ciauncei, la può mettere in mezzo, lo fa, la palla viene smanacciata da De Paulis e poi cerca il destro al volo Ngandau che si perde sul fondo. La palla per Melchiorre che addomestica bene il pallone, cerca la sponda sulla quale però difende bene Stefan, che viene recuperato da Melchiorre ma riesce a mantenere il possesso e scaricare per Fiammenghi, il quale scarica per Palmisano. Pressing molto offensivo da parte di Melchiorre. Sculco per Di Geronimo, andare sul pallone Di Geronimo che è velocissimo, ci arriva, non ottiene neanche il calcio d'angolo per la ottima difesa apportata da Palmisano. Ciauncei apre benissimo per Obargui, si appoggia per Fiammenghi, chiama l'1-2, alla fine viene accontato da Stefan. Obargui salta benissimo Marinucci, alla fine viene murato da Saiku, suo compagno di squadra. Marinucci è entrato al posto di Del Sole. Palla passa per Cuda. Cuda trova Melchiorre che la ripassa in avanti per Di Geronimo. La palla viene chiamata da Marinucci. È uscito Belotti per Marinucci. Fatone alla battuta, Ngandau spazza l'area. Di Geronimo cerca di dare la palla, rimessa a dare a favore. Ora Obargui per Saiku, a tu per tu col portiere. De Paulis lo ipnotizza, manda la palla in calcio d'angolo. Saiku sulla battuta, passa indietro per Palmisano che liscia il tiro, la palla per Ciauncei, viene addomesticata da Cuda. Ora Palmisano, passa male, alla fine la palla resta a loro con Fiammenghi che sbaglia il rinvio, poteva diventare pericoloso. Ora Palmisano, Stefan riesce a trattenere la palla in campo, fa la scarica benissimo per Saiku che tiene il pallone in mezzo a tre avversari. Saiku può tentare il destro, lo fa, viene murato da Sculco. Ora Fiammenghi, che il lancio, il cross per Ngandau. Di Geronimo, per la Roma Internazionale è uscito Zdanovic. Si sono messi con il tridente formato da Obargui, Ngandau e Saiku, e tre insieme in campo, non era mai avvenuto in questa partita. Di Geronimo cerca la palla in mezzo, che viene gestita bene da Fiammenghi che riparte da Obargui. Obargui alza la testa, alla fine passa per Ngandau, la palla viene stoppata da Sculco, ripartono da Fatone, nuovamente per Sculco che arriva sul pallone, la mette in mezzo di prima, la palla per Di Geronimo che cerca Melchiorre, viene
intercettato il pallone, ma finisce nuovamente sui piedi di Geronimo, un po' di confusione, quindi ne esce bene la Roma Internazionale grazie a Fiammenghi. Ora Fatone a impostare le azioni offensiva. Fatone tenta addirittura il tiro che viene murato da Obargui. Marinucci per Melchiorre che sponda bene per Cuda che parte velocissimo sulla destra e la ripassa per Melchiorre che si lamenta di una trattenuta non ravvisata dal direttore di gara. Ora Palmisano esce, palla al piede, nuovamente Palmisano che allarga per Stefan. Stefan per Ngandao, cercano il triangolo con Ciauncei, poi ripartono da Fiammenghi, nuovamente Stefan che allarga bene per Obargui, stoppa Marinucci, scivola in ripiego difensivo Fatone. De Paulis non riesce a stoppare il pallone e poi si lamenta. La palla verrà crossata da calcio d'angolo da Saiku, in area Ngandao e Obargui, ai limiti dell'area Stefan che ora però entra. Palla per Ngandao che trova il colpo di testa, è attentissimo De Paulis nuovamente per Saiku che tenta il destro, la palla si perde sulla laterale della rete. Attentissimo De Paulis sulla buona spizzata di testa da parte di Ngandao. Denisov controlla la palla, la prende con le mani, poi la gira per Palmisano che lancia lungo a cercare la sponda di Ngandao che stoppa, poi viene fermato bene da Del Sole che riparte da Melchiorre, ora cerca di far salire i compagni, alla fine scarica per Fatoni che può tentare il tiro, lo fa Denisov con due mani, la respinge. Ora per Obargui, Fiammenghi non trova il pallone in un primo momento, poi allarga per Ciauncei, cerca il lancio lungo a cercare Ngandao, la palla sfila e non ci arriva nessuno. Di Geronimo la lancia per nessuno. Sento rientra il capitano Belotti, esce Del Sole, palla che non viene presa da Obargui, viene gestita da Saiku che cerca la rasoiata in mezzo, la palla viene gestita benissimo da De Paulis che ora allarga per Cuda, per il dribbling ci riesce Cuda tenta addirittura il tiro in due tempi, forse il portiere, alla fine la palla torna a Cuda che tenta anche il sinistro, la palla si perde addirittura in rimessa laterale. Belotti è appena rientrato, gestisce subito il primo pallone della sua ripresa. Obargui forse spinto da Marinucci, trova ugualmente la sponda per Stefan. Fiammenghi per Obargui, stoppa di ginocchio, poi cerca di liberarsi della pressione di Fatone, quale però gli strappa il pallone e riparte da Melchiorre, ora con una doppia finta cerca di superare l'avversario Palmisano che non si fa bindolare. Belotti a cercare Melchiorre che ha gestito un'infinità di palloni, ora cerca addirittura il dribbling sul numero 7 Stefan che trova la busta, poi allarga bene per Obargui, il quale tenta il tiro che viene murato da Sculco, palla finisce veramente sui piedi di Stefan che controlla in due momenti e poi passa alla retroguardia composta da Palmisano e Fiammenghi.
Palmisano cerca il lancio lungo sul quale non arriva nessuno. Sta per arrivare il numero 23 Obargui. Passaggio sbagliato da Marinucci. La palla per Ngandao. Ngandao può passare a Sekou, con il quale non arriva sul pallone. Arriva Zdanovic che trova il 3-0 con una rasoiata di destro sul quale De Paulis non può far nulla. Zdanovic che era appena rientrato, aveva preso il posto di Ciauncei, il quale rientra in questo momento al posto di Sekou. Dopo aver trovato il 3-0 si coprono un po' di più. Hanno riniziato la gara per questi 11 minuti del secondo tempo con il tridente offensivo. Però la palla è recuperata da Ciauncei, appena rientrato, la quale la scarica per Ngandao. Arriva nuovamente Zdanovic scatenato dopo aver trovato la rete del 3-0. Ora tenta nuovamente il tiro. Belotti cercare Di Croce, tentato per Di Geronimo. Melchiorre per Fatone, pressato da Ngandao che oggi pressa tutti. Fatone per Belotti in una strana versione offensiva. Ora Melchiorre tenta il tiro che viene messo in calcio d'angolo da Denisov. L'arbitro non è della stessa decisione. Non c'è tanto un tacco, la palla viene gestita da Fatone per Kuda. Salta nuovamente Fiammenghi, tenta il tiro. Stavolta Denisov mette davvero in calcio d'angolo. Kuda in questa ripresa ha saltato molte volte Fiammenghi. Tenta la battuta bassa su quale arriva Belotti, che tenta un sinistro che si perde alto. Se ne sono accorti anche i giocatori della Roma Internazionale che Fiammenghi stava soffrendo un po' troppo Kuda e hanno spostato Zdanovic, l'autore del 3-0, sulla sinistra per cercare di ovviare a questa falla. Ora Fiammenghi che rischia un po', ottiene una nuova rimessa dal fondo. Fiammenghi sembra stanco. Un battibecco fra Palmisano e Melchiorre. Kuda passa al proprio portiere De Paulis, il quale cerca la sponda di Melchiorre. Denisov è costretto a uscire. C'è stato un calcio d'angolo a porta sguarnita, sul quale però riesce ad arrivare Di Croce. Meno ci arriva, ma scarica molto a largo. Ngandao, duello con Skulko. Belotti per Di Croce. Obargui.
Palmisano tenta addirittura la battuta a rete, la palla viene deviata da Marinucci in calcio d'angolo. Sulla palla Ciauncei la mette in mezzo, la palla viene messa nuovamente in calcio d'angolo da Belotti. Si rimessa laterale, secondo l'arbitro. Palmisano in mezzo sul quale può arrivare Ciauncei, il quale commette fallo. Mancano una decina di minuti alla fine del secondo tempo. Ricordiamo il parziale sul 3-0 per la Roma Internazionale. Di Croce può tentare forse il tiro. Di Croce se la porta sul sinistro, allarga poi per Belotti, la palla si perde in out. Stiamo ricordando sul punteggio sul 3-0 grazie ai gol di Obargui, di Ciauncei e di Zdanovic. Ora Fatone tenta addirittura il tiro, la palla viene gestita in due tempi da Denisov, qua la larga per Zdanovic. Ora Kuda a cercare Melchiorre. Abbiamo visto questa sponda di Melchiorre una cinquantina di volte in questa partita. Zdanovic a cercare Ngandau. Sculco interviene bene e poi lancia a cercare Di Croce. La difesa copre bene. Ciauncei riparte, chiama la sovrapposizione di Zdanovic, il quale viene coperto bene da Marinucci, ma sulla palla arriva Stefan, il quale lancia nuovamente per Obargui. Sculco difende il possesso. Fatone a liberarsi di Ngandau e allarga a cercare Melchiorre, il quale non arriva sul pallone grazie alla copertura di Zdanovic. E dopo aver... Ora Di Croce può tentare il tiro. Si lamentava un fallo da parte di Fiammenghi. Stefan. La palla viene chiamata da Zdanovic, il quale non viene servito. Servito Ngandau che trova l'ennesimo calcio d'angolo. Sulla battuta Ciauncei che la mette in mezzo, Obargui non arriva, Kuda a difendere il pallone, lo rilancia, sul quale il pallone non arriva nessuno. Alla fine arriva Zdanovic, ma l'arbitro aveva ravvisato un fallo. Marinucci subito per Kuda, Zdanovic copre bene, lo scambio di posizione fra Fiammenghi e Zdanovic ha portato i suoi frutti. Una volta scambiati di posizione, Kuda ha trovato molte più difficoltà a superare l'avversario. Ora nuovamente Melchiorre di petto, coperto bene da Stefan, il quale riparte da Ngandau. Nel frattempo è uscito Obargui ed è rientrato Saiku. Ngandau cerca addirittura il destro. Stefan si accontenta della rimessa laterale in zona offensiva. Mancano più o meno 5 minuti alla fine della gara per essere sul 3-0. Ciauncei a cercare Stefan, controfallo commesso da Ciauncei. Pallone Belotti a cercare Di Croce, il quale fa scorrere il pallone, ma facendo scorrere il pallone Di Croce tenta il tiro, la palla finisce per Melchiorre. Una doppia parata di Denisov che appare insuperabile in questa serata. Melchiorre sul pallone Kuda tenta il destro, nuovamente attentissimo Denisov, protagonista di 3 parate in 20 secondi, e allarga per Ciauncei che sbaglia lo stop. Belotti se ne va bene e subisce fallo. Belotti per Melchiorre, questa volta di piedi, tenta il destro e trova il gol. Melchiorre trova il gol del 3-1 per la Ragnatela Pub a 5 minuti dalla fine. Stefan
per Zdanovic. La palla viene nuovamente recuperata da Di Croce, quale non trova lo specchio della porta. Sono riuscito alla fine a bucare Denisov, protagonista di un'ottima partita. Kuda, un ottimo stop. Stefan ha fatto una gran partita anche lui. Marinucci a cercare Melchiorre, e dopo una sponda di petto cerca Di Croce, spazza Zdanovic, palla per Stefan, cerca di superare Belotti ma si porta la palla in out. Attento Ciauncei, si è fatto forse male Di Croce. Molto dolorante. Viene restituita la palla da Melchiorre. Ricordiamo parziale sul 3-1 quando mancano 3 minuti. Giocatori di serata, Obargui, Zdanovic e Ciauncei. Melchiorre per la Ragnatela della Pub. Tempo arbitro! Zdanovic a cercare Saiku. Nuovamente a cercare Saiku che può arrivare sul pallone, può tentare il tiro, rientra sul sinistro. Alla fine palla per Stefan, cerca Ciauncei nuovamente, tenta il destro, viene murato, la palla nuovamente per il numero 10 in Gandau, alla fine spazza Marinucci in calcio d'angolo. Zdanovic la mette in mezzo a cercare in Gandau, la palla scorre. Kuda che ha cambiato fascia per cercare la difesa di Fiammenghi, che dopo lo scambio di posizioni fra Fiammenghi e Zdanovic non è riuscito più a saltare l'uomo. La palla per Del Sole che la scodella in mezzo, sta per arrivare Fatone ma esce bene Denisov. Zdanovic di sinistro per Saiku che si libera bene di Belotti, può andare al tiro, lo fa, tiene la traversa Saiku prima di chiudere la partita. Nuovamente Melchiorri che fa scorrere il pallone, si libera di Palmisano, Melchiorri tenta il tiro e trova la doppietta Melchiorri di prepotenza, 3-2 quando mancano 2 minuti più o meno alla fine della gara. Palla di iniziare la partita. Obargui che scarica per Zdanovic, il quale si è accorto dello scambio di fascia fra Del Sole e Kuda, quindi si è riscambiato nuovamente con Fiammenghi. De Paulis cerca Kuda, che il quale non arriva sul pallone. Zdanovic a rilanciare, Sculco cercare Del Sole, palla nuovamente spazzata da Fiammenghi. Torna nuovamente sui piedi di De Paulis, il quale lancia lunghissimo a cercare la sponda, l'ennesima sponda di Melchiorre, che paradossalmente ha fatto entrambi i gol quando non è dovuto fare sponde. Palla per Obargui, Fatone recupera il pallone, Obargui in pressing, Fatone, alla fine Obargui commette fallo. Del Sole cerca la battuta e trova il 3-3 in modo fortunato grazie alla deviazione di Palmisano, sfortunatissimo nella propria rete, la quale spiazza il portiere Denisov. 3-3 da 3-0. Proprio allo scadere, con 2 minuti di recupero assegnati dall'arbitro,
palla verrà rimessa in campo, rimessa in gioco. Cercare Ciauncei, poi in confusione la Roma Internazionale che ha subito una gran rimonta negli ultimi 10 minuti della gara grazie alla doppietta di Melchiorre e al gol fortunato grazie alla deviazione nella propria rete da parte di Palmisano su calcio punizione battuto da Del Sole. A Belotti, cercare Melchiorre che stoppa in qualche modo ma viene rimontato da Zdanovic. Cercano 1-2 con Stefan gestisce bene il pallone. Obargui non stoppa il pallone. Marinucci, Obargui si fa perdonare dal mancato stop e recupera subito il possesso palla. Ora Ciauncei per Saiku che arriva sul pallone ma esce benissimo De Paulis. Palla in calcio d'angolo. Calcio d'angolo su quale può arrivare Palmisano di testa a farsi perdonare dall'aviazione sfortunata. Obargui liscia nuovamente il pallone. Obargui scarica per Ciauncei. Ora per Stefan, può tentare il tiro, lo fa ed è il 4-3 di Stefan. Nuovo vantaggio da parte della Roma Internazionale proprio allo scadere grazie al gol firmato da Stefan. Partita scoppiettante in questi ultimi istanti sulla battuta. Melchiorre che tenta il tiro, deviato nuovamente. Si ripete la rimessa. Nuovamente Del Sole. Melchiorre questa volta va Del Sole. Nuovamente Palmisano a stoppare il pallone. Sculco sul pressing di Obargui che quasi arriva sul pallone ma commette fallo. Ora Belotti a cercare Kuda che ci arriva ma non riesce a indirizzare in rete. Denisov per Fiammenghi che in qualche modo spazza sul pallone Del Sole che la mette per Melchiorre. Palmisano attentissimo e riparte, palla al piede. Palmisano può allargare forse, non si capisce. Belotti recupera il pallone, lo allarga per Kuda se ne va bene a Zdanovic con un intervento sul pallone e durissimo, il quale sancisce la fine della gara. Punteggio sul 4-3 per la Roma Internazionale grazie al gol proprio allo scadere firmato da Stefan.